Dopo il post su Facebook contro Salvini si è dimesso l'assessore di San Stino di Livenza Valentina Pavan. Lo faccio per rispetto alle istituzioni che rappresento, ha scritto al sindaco. 6 mesi senza Facebook, la condanna disposta nei confronti di 4 cittadini italiani di età compresa tra i 34 e i 56 anni di Portogruaro dopo le frasi shock contro i profughi. Confermata a Venezia la condanna a 7 anni e 4 mesi per i rapinatori che con un ferro da stiro pestarono selvaggiamente 2 anziani coniugi a Piacenza d'Adige. Ennesimo rogo all'allevamento di visoni di Scorzè, blitz anonimo ieri sera, danni ingenti, liberato dalla catena anche il cane, incendio forse di natura dolosa. Troppi bimbi stranieri a scuola, le elementari Battisti di Mestre costretti a formare una classe di soli italiani rinunciando al tempo pieno, disagi anche a Marghera. Degrado in via dei Campi a Mira dove piovono dal vicino campo di calcio pietre e pezzi di cemento che si staccano dai pali, le segnalazioni alla nostra emittente. Grande festa in arrivo per i 150 anni del comune di Mira, al via in Villa dei Leoni da giovedì 20 settembre ed il 21 arriva Marco Paolini e poi Gualtiero Bertelli. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri TG. In primo piano la vicenda dell'assessora di San Stino di Livenza dopo il post su Facebook che ha scatenato la bufera, post contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'assessora si è dimessa. Sentiamo. Sei fortunato che la sedia elettrica è stata abolita, signor Ministro. Così aveva scritto su Facebook Valentina Pavan, assessore all'istruzione nel comune di San Stino di Livenza. Un commento in risposta al Ministro che aveva scritto: indagato per sequestro di immigrati, scopriamolo insieme, allegando il filmato con l'apertura della busta della Procura. Immediate le reazioni della Lega, la rimozione del post con tanto di scuse e poi le dimissioni ufficiali. Ritengo doveroso, si legge in parte del comunicato, questo gesto per rispetto delle istituzioni che in questo momento sono chiamata a rappresentare, scrive Pavan. Come ho già avuto modo di dire, il mio commento è stato un errore del quale mi scuso nuovamente, ma che in alcun modo voleva essere una minaccia o un invito alla violenza. Sentimenti che non mi appartengono e dai quali mi dissocio nella maniera più assoluta. In coerenza con questo modo di essere, ritengo che dimettermi sia la soluzione migliore. Un gesto che in pochi avrebbero fatto, secondo il sindaco. Quello che abbia dimostrato una sensibilità che molti altri dovrebbero imparare da lei, nel senso che per un errore che ovviamente aveva riconosciuto, ma tutta la polemica che è stata creata all'arte da qualcuno, un paio di anni fa è successa nel comune di Mosina, non mi pare che la Lega sia stata così attenta, anzi qualcuno ha accusato, dove c'era la capogruppo che ha parlato di eliminare fisicamente la Presidente della Camera, qualcuno ha detto ma forse il Presidente della Camera è lei che è troppo aggressiva, no? O sbaglia i toni su certi temi. Queste sono persone che oggi che hanno incarichi istituzionali grossi, si scandalizzano e chiedono che questa persona che, come dicevo, è una molto molto a modo, sempre attenta, ha avuto uno scivolone, sicuramente una cosa sbagliata che lei ha riconosciuto e aveva ribadito, e per dimostrare ancora di più stamattina mi ha comunicato questa cosa, insomma ci siamo visti e mi ha detto guarda, io ho intenzione di dimettermi perché credo che comunque sia opportuno dimostrare che io con questo modo di fare non c'entro, per cui se questo può creare problemi non solo all'amministrazione ma anche in generale un clima sereno che può esserci per le persone, io mi faccio da parte proprio perché sono convinta che queste cose non debbano esistere. Pavan avrebbe anche ricevuto a sua volta molti messaggi di cattivo gusto. Dovremmo ricordarci tutti che prima di prendere voti o di fare i politici siamo delle persone, e quindi come è giusto segnalare se c'è un errore è anche giusto farlo nei modi e nei metodi giusti per evitare che da un episodio si possa far scatenare reazioni che sono le più scomposte possibili.
Ed una condanna davvero singolare è quella che dei post su Facebook ha portato per dei cittadini di Portogruaro, 6 mesi senza Facebook, appunto, e questa è la condanna che è stata disposta dall'Ufficio Esecuzioni Penali Esterne di Venezia nei confronti di 4 italiani di età compresa tra i 34 e i 56 anni residenti nel Portogruarese. Sui social avevano espresso commenti feroci sul tema dei richiedenti asilo. Bisogna aiutarli, ne ospitiamo uno in ogni casa, li laviamo con la benzina e poi li asciughiamo con il lanciafiamme, tutto è risolto, scrivevano a luglio 2017 nel blog 6 di Portogruaro. Se l'assoluta astensione da Facebook non è l'unica misura disposta dal Tribunale, in questo periodo infatti 4 dovranno leggere libri o guardare film sulle tematiche dell'immigrazione, meditando e poi scrivendo alcune brevi considerazioni sull'argomento. Saltuariamente saranno convocati nell'ufficio delle esecuzioni penali per delle verifiche. Infine pagheranno 200 euro a titolo di risarcimento del danno e svolgeranno lavori di pubblica utilità per 4 ore la settimana. Confermata la condanna per i 2 rapinatori che nel 2016 picchiarono selvaggiamente 2 anziani coniugi nella loro abitazione a Piacenza d'Adige nel Padovano. L'udienza questa mattina in tribunale a Venezia. Sentiamo. Confermati durante l'udienza presso la Corte d'Appello Penale di Venezia i 7 anni e 4 mesi per i responsabili della cruenta rapina avvenuta nel luglio 2016 a danno di 2 anziani coniugi di Piacenza d'Adige nel Padovano. Nessuna riduzione della pena dunque come chiesto dagli imputati. Ennio Libero Bendini e Rosina Fracasso di 88 e 87 anni furono picchiati selvaggiamente e torturati con un ferro da stiro. L'ottobre seguente 2 marocchini di 34 e 27 anni furono condannati. Condanna confermata oggi. Sono più che contenta di come è andata, che non ci hanno levato neanche un giorno e spero che sia anche per tanta altra gente come noi che abbiamo avuto un po' di giustizia, almeno di tempo, che non ce l'hanno levato niente. Sono contento della sentenza che è stata giustissima. Non è giustissima ancora, però è stata abbastanza. La rabbia trovandosi faccia a faccia è tanta. Mi fa pietà e anche rabbia. Mi viene proprio da andare vicino a spaccarle la faccia. Ce la farei, tutti i carabinieri mi fermano, se non andrei proprio, ci farei quello che mi ha fatto lui col coltello nelle cose. E mentre si cerca una terza persona, inevitabile per i coniugi Bendini dimenticare quel giorno. Ferro da stiro e con uno specchio rotto sulla testa, sulla fronte, trauma cranico. Finito in una carrozzina, lui ci ha detto aspetta che mi prendo il bastone perché ho del male a camminare. E proprio quello di qua l'ha preso con un braccio, con quello che è fuori, che deve essere in Spagna, credo, e l'hanno improntato davanti alle scale con una spinta sulla schiena, giù come un sacco di patate. È finito così mio marito. Presente in tribunale anche la consigliera veneziana Silvana Tosi. Faccio un appello al Ministro degli Interni e al Ministro della Giustizia affinché per i reati così efferati sia abolito l'abbreviato. Oggi la vittima del reato ha poca tutela. È giunto anche il momento che la vittima del reato debba essere protetta anche nella Costituzione. Questa è la battaglia del futuro. Proseguiamo con la cronaca, ancora un incendio all'allevamento di visoni di Scorzè, si tratta quasi sicuramente di un rogo di origine dolosa. È già successo l'anno scorso, questo è un danno mirato a questo tipo di attività. Non posso escludere che siano animalisti. Così un anno fa l'allevatore di visoni Michele Caccaro commentava l'ennesimo blitz incendiario con danni ingenti al suo allevamento di via Tosatti al Rio San Martino a Scorzè. Oggi, come allora, l'ennesimo atto vandalico con un nuovo incendio che nella serata di ieri ha visto letteralmente bruciare il capannone utilizzato anche come ricovero e deposito di materiale ufficio e adiacente proprio alle gabbie che ospitano gli animali da pelliccia, come raccontano le foto di Venezia Today. Non c'è ancora la conferma, ma gli investigatori sono quasi certi si tratti di un rogo di natura dolosa. Nella mattinata odierna, infatti, gli specialisti del MIA hanno effettuato tutti i rilievi del caso, con gli stessi vigili del fuoco che propendono per questa che ora dopo ora pare non essere soltanto più un'ipotesi.
E ora, come un anno fa, quando a essere incendiato fu uno dei suoi furgoni con cui gestisce l'attività, i danni sono ingentissimi, con il capannone posto sotto sequestro. Troppi bimbi stranieri, allora alle elementari Battisti di Mestre ci si è trovati costretti a formare una classe di bimbi solo italiane, con le famiglie però che hanno dovuto rinunciare al tempo pieno. Sentiamo cosa è successo. Diminuire l'incidenza in alcune scuole della percentuale di bambini stranieri nelle classi, perché sappiamo che in alcune scuole la percentuale è eccessiva. Così l'assessore alle politiche sociali di Venezia sulla forte incidenza di bimbi stranieri alle elementari, con i bimbi italiani quasi impossibilitati a parlare la loro lingua, vista la forte presenza di coetanei per lo più cingalesi, bengalesi e cinesi, e che in molti casi arriva a superare il tetto del 90% rispetto al 40% previsto dal protocollo firmato a marzo scorso tra prefettura, ufficio scolastico provinciale e comune. Risultato: considerate le preiscrizioni, alcuni istituti come la Giulio Cesare di via Cappuccina a Mestre e prima la Grimani Silvio Pellico di Marghera hanno dovuto creare una classe di soli bimbi italiani, che hanno dovuto però rinunciare al tempo pieno con le sue 40 ore settimanali, optando per il cosiddetto modulo, cioè il vecchio tempo normale con 30 ore alla settimana, che non prevedono però il tempo mensa. Ora, in attesa che il protocollo con le sue iscrizioni entri in vigore a partire dal prossimo anno, la patata bollente passa di mano al provveditorato agli studi. Siamo i primi in Italia a farlo e già in questi giorni stiamo in qualche modo indirizzando diversamente i bambini che si iscrivono fuori termine attraverso la mediazione linguistica del Comune di Venezia, attraverso dei moduli tradotti in lingua bengalese e cinese da parte nostra, appunto per comunicare alle famiglie l'importanza di iscriverlo in un altro plesso scolastico dove è minore la presenza di alunni di origine migratoria. È evidente che poi il ruolo però importante spetta all'ufficio scolastico regionale e provinciale. Se non ci sarà un chiaro intervento del governo per l'assessore Venturini, protocollo o meno, il problema di oggi sarà certamente un problema di domani, cioè del prossimo anno scolastico 2018-2019. Il ruolo delle scuole per dividere in fase di iscrizione e in qualche modo diversamente indirizzare questi bambini. È evidente che c'è un lavoro forte da fare, che sarebbe competenza del governo di affrontare questi fenomeni. Noi stiamo intervenendo per in qualche modo porre una toppa, porre un piccolo rimedio a una situazione molto più complessa. Nonostante l'immobile sia stato venduto ormai da mesi dalla Regione del Veneto ad un imprenditore privato, non si ferma la battaglia delle associazioni che vorrebbero una destinazione pubblica per l'ex osteria La Vida in campo San Giacomo d'Allorio a Venezia. Sentiamo. Blitz a Palazzo Ducale degli ex occupanti dell'antico teatro di anatomia in campo San Giacomo d'Allorio. Le associazioni, da anni impegnate in una battaglia perché l'immobile resti a uso pubblico, erano in cerca del ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli, la cui presenza era annunciata a Venezia in mattinata. L'intenzione era di consegnare al nuovo titolare del dicastero, assente per altri impegni, una lettera riassuntiva della situazione dello stabile, già sede della storica osteria La Vida, venduto dalla Regione all'imprenditore Alberto Bastianello che vorrebbe realizzarvi un ristorante. Ci troviamo d'accordo, spiegano i militanti, con le recenti dichiarazioni del ministro a 5 Stelle che ha promesso un cambio di passo per la città rispetto ai governi precedenti. Questo ha detto che in città non servono solo alberghi e luoghi turistici ma anche spazi di relazione e cultura. Vorremmo dire al ministro che noi siamo questa cosa e quindi magari che potrebbe spendere l'autorevolezza del ministero per convocare un tavolo con la regione, con il comune, per far sì che questa cosa si stabilizzi anziché reprimerla attraverso i processi. Dopo mesi di occupazione, l'immobile era stato sgomberato lo scorso marzo dalle forze dell'ordine per consentire al nuovo proprietario di entrarne in possesso. Lo storico edificio si trova tuttora sotto sequestro. Tra le altre iniziative dell'associazione, un massiccio invio di cartoline all'indirizzo dell'amministrazione comunale, alla quale si chiede di intervenire sulla destinazione d'uso dell'ex osteria. Sono delle cartoline in cui uno scrive chi è, che età ha, come si qualifica per quello che è e dice perché vorrebbe che la Vida non diventasse un ristorante o che cosa vorrebbe immaginare nella Vida e per la Vida, una cosa di tutti e per tutte. Linea alla regia ora per la pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo.
Rieccoci in diretta con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Parliamo ora di femminicidi perché dopo la tragedia di Lonigo la regione del Veneto prova a dare una svolta sul contrasto alla violenza contro le donne. Sentiamo. Una mappa aggiornata di tutti i servizi a favore delle donne e dei minori vittime di violenza, un maggiore dialogo tra tutti i soggetti coinvolti attraverso procedure definite, modalità comuni per la valutazione dei casi e gli interventi di accoglienza e di sostegno. La Regione prova a dare la svolta sul contrasto alla violenza contro le donne con il nuovo protocollo presentato dall'assessore al sociale Manuela Lanzarina a sindaci, dirigenti delle ULSS, associazioni e volontari del Veneto. Far sì che tutti i vari soggetti, e quindi centri antiviolenza, operatori sanitari, comuni, amministrazioni locali, la parte appunto degli avvocati, delle forze dell'ordine, le farmacie, i consultori, insomma tutti i vari attori siano coinvolti appunto in un protocollo di questo tipo e quindi ci sia un linguaggio unico e ci si possano fare degli interventi uniformi in modo da essere pronti per l'emergenza. Episodi drammatici come quello della settimana scorsa a Lonigo, riflette l'assessore, ci danno talvolta l'impressione di ascoltare un bollettino di guerra. In Veneto, oltre a una specifica legge regionale per la prevenzione della violenza di genere, vi sono 43 centri antiviolenza, percorsi di presa in carico per i minori testimoni di violenza, inserimento lavorativo, assegnazione di alloggi pubblici e sostegno al reddito per le donne accolte nella rete di protezione. È inoltre attivo un servizio permanente di formazione capillare per gli operatori dei 47 pronto soccorso del Veneto. Gli indici di copertura sono nettamente superiori alla media nazionale, informano dalla Regione, ma non sempre le vittime si rivolgono a noi per chiedere aiuto. C'è paura, c'è forse uno stigma a volte anche, insomma dobbiamo noi cercare di far superare queste paure, fare avvicinare i punti d'ascolto sempre di più e qui gli sportelli, i punti d'ascolto di informazione sono molto importanti, la comunicazione a 360 gradi, ma credo poi che noi dobbiamo far sì che le donne si sentano protette, accompagnate, quindi sanno di iniziare un percorso e di poter insomma alla fine uscirne da questo percorso di sofferenza. Ed ora spazio alla nostra rubrica dedicata alle segnalazioni di voi telespettatori, lo dico ad antenna. Sentiamo quindi cosa ci ha chiesto di andare a verificare un telespettatore residente a Gambarare di Mira. Venite a vedere il degrado di Via dei Campi, ci ha chiesto e siamo andati, vediamo. Questi sono i pezzi che cadono dai piloni di cemento del campo sportivo, cadono o dentro al campo sportivo o lungo la strada. Succede in Via dei Campi a Gambarare di Mira. I pilastri di cemento che sorreggono la recinzione del campo da calcio, completamente distrutta, si sgretolano di giorno in giorno. La problematica è questa, che abbiamo in tutti i pali della recinzione e anche alcuni pali sono tranciati dal di sotto e è un pericolo per quanto riguarda diciamo, i ragazzini che vengono a giocare dal lunedì al sabato, poi vengono anche la domenica. Ma questo non è l'unico problema della via, denuncia il residente. Quando falciano l'erba, la falciano in strada. Sono già intervenuti i vigili, ma a quanto pare non riescono a capire che la roba loro la devono tenere dentro al campo. Se nota, diciamo, attorno allo struttura ci sono i fili dell'alta tensione. Quella è 380 che va dentro al campo e va a finire attorno al campo. Poi dietro ci sono fili a penzoloni che possono essere toccati da bambini, da genitori, una cisterna di gasolio che è allo scoperto e lì fuori nessuno la può toccare qualsiasi persona. Ma da quanto va avanti questa situazione, sia dei pali? 50 anni. Io ho 50 anni e da quando sono venuto ad abitare qua la struttura era già così, forse era messa un po' meglio, però come si vede buchi sulla recinzione. Il signor Semenzato ha fatto più segnalazioni agli organi competenti, comune compreso, ma finora, dice, nessuno è intervenuto. È stato messo tutto quanto per iscritto, però nessuno fa niente. Al comune, alla provincia, abbiamo scritto anche a Zaia, ma forse non ci sentono. Aspettiamo che ci sia magari un morto, allora vediamo se si muove qualcuno. La speranza è che il comune di Mira si occupi di risolvere questa situazione. Il comune abbiamo provato per quanto riguarda a interpellare il sindaco e l'assessore diciamo, allo sport e alla sicurezza, ma non stiamo ancora aspettando, è 8 mesi che stiamo aspettando. Vuole lanciargli un appello da qui? Sì, quando è che abbiamo un quattro occhi così ci parliamo meglio e mettiamo in sicurezza sto ambiente perché è impossibile lasciarlo così. Se cade un palo vorrei vedere poi chi si muove, si muove il mondo, bisogna aspettare che ci siano dei morti per fare qualcosa, cioè non è giusto.
E restiamo a Mira perché è grande festa in arrivo per i 150 anni del comune. Sentiamo. 150 anni fa venne decretata l'unione di 3 comuni, Gambarare, Mira ed Oriago. Quindi noi dopo 150 anni ricordiamo la data fondamentale per Mira con 2 giornate di festa, storia e comunità. Si parte giovedì 20 settembre, data esatta dell'anniversario, con l'emissione di uno speciale annullo postale celebrativo del 150enario, il concerto delle eccellenze musicali degli istituti scolastici del comune e la consegna di un riconoscimento speciale a tutti gli ex sindaci ancora in vita. Ho invitato tutti, quasi tutti mi hanno confermato, la loro presenza per me è molto importante perché oggi essere il primo cittadino, come ieri, è la figura della città e la città è sempre stata contenta dei sindaci che ha avuto. Venerdì 21 invece grande festa dedicata a tutta la popolazione in quella che è stata battezzata la Notte Tricolore, che vedrà celebrare anche i 30 anni del Teatro Villa dei Leoni con uno spettacolo di Marco Paolini e i 15 anni della Protezione Civile con la musica di Gualtiero Bertelli, Gegè Telesforo e Battisto Coco. Appuntamento in centro a partire dalle 18. Per l'occasione sarà eccezionalmente pedonalizzato un ampio tratto di via nazionale. Mi auguro che ci sia tanta partecipazione, predisporremo le opportune deviazioni del traffico e per qualche ora la città potrà essere percorsa a piedi anche di solito dove non si può andare, quindi partecipate, venite e viva Mira! Ed era questo l'ultimo servizio, vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo la nostra prima serata, subito dopo i TG torna a 20:10, questa sera ospite in studio il sindaco di Treviso, Mario Conte. Vi lascio come sempre alle previsioni del tempo con il nostro meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo, giornata lievemente instabile sulle nostre regioni anche con qualche precipitazione associata. Ma vediamo il dettaglio, sul Veneto tempo a 2 facce oggi, più soleggiato e prevalentemente asciutto in pianura, sia pure con presenza di molte nubi, instabile con rischio di rovesci e temporali sulle aree montuose. Diamo uno sguardo anche alle temperature. Le minime saranno comprese tra i 16 e i 20 gradi. I valori massimi risulteranno invece oscillanti tra i 24 e i 30 gradi. Passiamo ora al Friuli Venezia Giulia. Molte nubi oggi su questa regione con alta probabilità di precipitazioni nel corso della giornata, soprattutto su Udinese e Pordenonese, mentre altrove sarà in genere più asciutto. Vediamo anche le temperature. Le minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi. Le massime oscilleranno invece tra 26 e 29 gradi. Vediamo infine la situazione del Trentino Alto Adige, condizioni di instabilità nella giornata odierna su questa regione, rovesci e temporali saranno frequenti, sia pure alternati a schiarite soleggiate. Fenomeni più probabili nel pomeriggio. Diamo un'occhiata anche alle temperature previste, le minime saranno comprese tra 16 e 18 gradi. I valori massimi risulteranno invece intorno ai 26 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.